essere. Infortunio mortale stamane a Campodarsego, un manutentore perde la vita cadendo da una impalcatura in una fabbrica. Due arresti, 17 indagati, diverse perquisizioni e sequestro di una cava e il bilancio dell'operazione dei carabinieri del NOE per un traffico di rifiuti tra Treviso, Padova e Venezia. Ieri la maxi retata a Mestre contro lo spaccio della cosiddetta eroina killer con oltre 500 agenti in campo, 25 gli arresti, contestati 6 decessi per overdose. Tragedia della strada la scorsa notte nel Veronese, 22enne muore nello schianto tra la sua auto e un tir. Un gruppo di giovanissimi stranieri scatenati sul convoglio Udine-Mestre, paura soprattutto la stazione di Conegliano, insulti, minacce e spintoni, un anziano caduto a terra e ferito, 11 identificati e denunciati. Venerdì mattina nel Duomo di Treviso i funerali di Carlo Benetton, scomparso a 74 anni per un male incurabile, il cordoglio di industriali e istituzioni per il più giovane dei fratelli fondatori dell'impero Ponzano. Da Roma la peggiore delle notizie per i lavoratori della Exo di Maserà in presidio davanti alla fabbrica per 42 giorni, i licenziamenti sono stati confermati. Si chiama Giulia Dotta, una giovane trevigiana che una settimana fa si è laureata con una tesi proprio su Antenna 3, l'abbiamo conosciuta. Spettatori di Antenna 3, buongiorno e bentrovati, la prima edizione dei nostri telegiornali che si apre purtroppo ancora una volta parlando della ennesima tragedia sul lavoro nella nostra regione, una tragedia che si consuma ancora una volta nel Padovano, provincia particolarmente flagellata da questa piaga. L'incidente questa mattina alla Maus di Campodarsego, una ditta specializzata nella costruzione di macchine molatrici e di torni. Poco dopo le 9:30 il proprietario di una ditta di manutenzione di Modena che stava lavorando dentro lo stabilimento ha perso infatti la vita cadendo, a quanto emerge dalla prima ricostruzione, da una impalcatura. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che non hanno potuto fare nulla se non accertare il decesso della vittima, i carabinieri, lo Spisal anche per ricostruire le eventuali responsabilità di questa ennesima tragedia. Tutti i dettagli ovviamente nella nostra edizione del Veneto di questa sera per raccontare purtroppo ancora una volta di un infortunio mortale. Adesso invece vi raccontiamo di una operazione dei carabinieri del NOE per stroncare un traffico di rifiuti, un ingente traffico di rifiuti, 17 indagati, numerose perquisizioni e anche il sequestro di una cava, un'operazione che si è sviluppata tra 3 province. Maxi operazione contro un traffico di rifiuti condotta dai carabinieri del NOE di Treviso e coordinata dalla Procura della Repubblica di Venezia. Dalle prime ore di questa mattina nella Marca trevigiana, ma anche nelle province di Venezia e Padova, i militari insieme ai comandi provinciali dei carabinieri competenti stanno eseguendo 2 ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari e 5 misure interdittive emesse dal GIP di Venezia a carico di appartenenti ad una banda responsabile di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Colpiti dai provvedimenti cautelari sono amministratori e responsabili di impianti e società nel settore della gestione dei rifiuti e dei trasporti. Complessivamente sono 17 le persone che risultano coinvolte nell'inchiesta e indagate a vario titolo. I carabinieri hanno poi eseguito numerose perquisizioni e il sequestro di beni, sigilli anche ad una cava e agli automezzi utilizzati per il trasporto e la movimentazione dei rifiuti. Ed ora il grave incidente stradale di questa notte nel comune di Belfiore nel Veronese, un 22enne che viaggiava sulla sua auto si è scontrato frontalmente con un tir. I vigili del fuoco sono giunti sul posto poco dopo le 3, difficile l'operazione per estrarre il giovane dalle lamiere contorte, vedete nelle immagini dei vigili del fuoco del mezzo, e anche mettere in sicurezza il sito vista la presenza di gas naturale trasportato dal mezzo pesante. Sul posto anche i carabinieri del San Bonifacio per il rilievo e i sanitari del SUE, ma purtroppo per il 22enne, visto l'impatto tremendo, non c'era più nulla da fare. Adesso torniamo a parlare della maxi retata di ieri a Mestre. Sono ancora davanti agli occhi di tanti mestrini, soprattutto quelli che abitano nella zona di via Piave, le immagini degli oltre 500 agenti in azione
per questa maxi retata contro l'organizzazione dedita allo spaccio della cosiddetta eroina killer. Stamane, poco fa, in questo momento in procura proprio la conferenza stampa degli investigatori per fornire tutti i dettagli di questa retata, di questa operazione. Sta seguendo per noi la conferenza stampa Tommaso Stoppa. Tommaso, allora ti abbiamo al telefono. Buongiorno Tommaso. Eccoci qua, buongiorno a tutti. È ancora in corso la conferenza stampa del procuratore Bruno Cherchi e del questore Gagliardi su quanto avvenuto ieri, ma su quanto in realtà sta avvenendo in queste ore. Partiamo infatti subito con i numeri. Sono 41 in tutto le misure previste, di cui 32 fermi, 6 arresti in differita e 3 obblighi di dimora, quindi 41 in tutte le persone che dovranno subire restrizioni della libertà, tutti nigeriani. In questo momento ne sono sotto custodia 28, ne mancano quindi ancora 13, ma sono ancora in corso questi arresti. Per quanto riguarda la maxi operazione di ieri, ci tiene il procuratore a precisare che si è trattato del culmine di un'indagine durata oltre un anno sulla famigerata eroina gialla e sulla organizzazione che la gestiva. Si parla proprio di una vera e propria associazione a delinquere, quindi non uno spaccio diffuso, ma un'associazione di nigeriani, tutti infatti nigeriani sono gli arrestati, un'associazione che era molto strutturata, aveva una struttura verticistica che si occupava non soltanto appunto dello spaccio, ma anche di gestire tutto questo denaro che veniva tutto incanalato in forma piramidale. Dopo questi vertici corrispondevano un vero e proprio stipendio a quelli che erano gli spacciatori, e poi mandavano una grossa parte di questi profitti in Nigeria. Per tutte le accuse c'è anche il riciclaggio. Un'indagine che si diceva è durata un anno, che è stata fatta con intercettazioni telefoniche, appostamenti, sono stati raccolti centinaia di video e di prove documentali di queste cessioni, motivo per cui anche quando molti cittadini dicevano ma abbiamo chiamato la polizia e la polizia non interviene, in realtà la polizia era presente e non è che non interveniva, documentava quanto accadeva ma non procedeva all'arresto. Hanno spiegato proprio per evitare di farsi scoprire incastrando un pesce piccolo, come insomma si sa che non va fatto in queste indagini così complesse. Ulteriori dettagli vi saranno comunque dati anche nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Grazie a Tommaso Stoppa. Dunque la struttura, come hai detto tu, insomma, verticistica, piramidale, una struttura complessa per lo spaccio della cosiddetta eroina gialla e perquisizioni e operazioni che sono in corso anche in altre province. Adesso un altro sequestro di droga invece a Mirano, questa volta della Guardia di Finanza. Ci dice tutto, sempre al telefono, la nostra Anna Maria Parisi. Anna. Buongiorno da Mirano, dove è stato arrestato un operaio di 31 anni con la mania, diciamo così, dello spaccio. Infatti in realtà era un operaio, un padre irreprensibile di giorno, lavorava tra l'altro in una ditta nota della Riviera del Brenta, ma con la mania dello spaccio considerati soldi facili che gli permetteva, diciamo così, di guadagnare. E utilizzava addirittura come base per lo spaccio il suo palazzo, il palazzo dove abitava, in quel di Camponogara, per la precisione il vano Scale, dove lasciava i panetti di droga. A incastrarlo, considerati i precedenti nei suoi confronti sempre per spaccio, le impronte digitali attraverso le quali i finanzieri della compagnia di Mirano sono riusciti a risalire a lui. Quindi l'arresto alle prime luci dell'alba di ieri e il sequestro anche di 20.000 euro in contanti, sempre nel suo appartamento che condivideva con la moglie e con i 2 figli piccoli. Maggiori dettagli nel corso del telegiornale della sera. Per il momento da Mirano è tutto. Linea allo studio. Grazie anche ad Anna Maria Parisi. Dalla lotta alla droga all'incubo delle baby gang sui treni, un incubo che torna, ricorderete le diverse aggressioni soprattutto sui convogli a Castelfranco. Questa volta un
un gruppo nutrito di giovani e giovanissimi che ha scatenato il panico in stazione a Conegliano. La scena è quella purtroppo già vista altre volte a bordo dei treni del Veneto, una gang di ragazzi esagitati che semina il terrore tra i passeggeri con minacce, spintoni, urla, sbattendo porte, correndo tra i vagoni con atteggiamento sprezzante e strafottente nei confronti di chiunque si trovi nelle vicinanze. Violenti e menefreghisti, visto che anche quando un anziano al loro passaggio viene spinto e cade a terra ferito, non si fermano a soccorrerlo. È accaduto sabato sera alla stazione di Conegliano. La gang di giovani, tra loro anche una ragazza di 18 anni, viene notata dagli agenti della Polfer di Udine in servizio di scorta al treno regionale Udine-Mestre delle 21. I poliziotti intervengono subito, bloccano i ragazzi, tutti peraltro senza biglietto, li fanno scendere. Sono 11 nel parapiglia sul binario, 4 riescono a scappare, 7 vengono bloccati ed identificati grazie anche al tempestivo intervento di un'altra pattuglia del commissariato di Conegliano. Si tratta di giovani di età compresa tra i 17 e i 21 anni, tutti stranieri di varie nazionalità, molti con precedenti, compresa l'unica ragazza del gruppo che ha una sfilza di reati ed episodi di bullismo alle spalle. I giovani sono stati denunciati per vari reati, compresa l'omissione di soccorso, dato che nessuno di loro si era premurato di aiutare l'anziano spinto e caduto a terra. L'uomo, nel frattempo soccorso da una passeggera, è stato portato al pronto soccorso e medicato. La prognosi è di 5 giorni. Ora sono in corso le indagini per arrivare all'identificazione dei 4 giovani che sono riusciti a scappare. Lasciamo la cronaca adesso per parlare della morte di Carlo Benetton, il più giovane dei 4 fratelli fondatori dell'impero di Ponzano. Il cordoglio in queste ore continua da parte del mondo degli industriali e delle istituzioni. I funerali sono stati fissati per venerdì mattina alle 10 nel Duomo di Treviso. Dei 4 fratelli era il più giovane e forse quello che sotto i riflettori c'è stato di meno, ma se i maglioncini colorati da Ponzano sono riusciti ad imporsi in tutto il mondo è stato anche per merito suo. Carlo Benetton, classe 1943, si è spento nelle scorse ore, a 74 anni, portato via da un male incurabile che lo aveva colpito qualche mese fa. Assieme a Luciano, Giuliana e Gilberto fondò nel 1965 il marchio di abbigliamento diventato nel giro di pochi anni leader su scala mondiale. Carlo Benetton si era occupato in particolare delle materie prime necessarie all'attività tessile, seguendo le vaste tenute del gruppo in Argentina. Con il successo del marchio nella moda arriva anche l'espansione del gruppo in altri settori, come l'agricoltura, ed è lui ad occuparsene. Da una ventina d'anni a questa parte, infatti, era presidente dell'azienda agricola Maccarese nel Lazio, una delle più grandi d'Italia per estensione, produzione di seminativi e allevamento di mucche da latte. Ex patrimonio pubblico, era stata acquistata e ristrutturata nel 1998 da Edizione, holding del gruppo Benetton, nell'ambito del programma di privatizzazione avviato dal governo. In occasione dell'apertura di un laboratorio per l'analisi del latte, vicino a Roma nel febbraio scorso, Carlo Benetton aveva fatto una delle sue ultime uscite pubbliche, parlando così a proposito dell'azienda. L'abbiamo ristrutturata, l'abbiamo rimessa, diciamo non è mai finita, però l'abbiamo rimessa quasi a nuovo. I terreni sono tutti ben coltivati. Noi come natura vorremmo sempre svilupparci. Difatti penso che l'azienda non si è mai fermata in questi 15 anni da quando è stata comprata. Carlo Benetton, che viveva a Treviso, lascia 4 figli. Il mondo del lavoro è la pessima notizia, la peggiore delle notizie per i tanti operai che da oltre 40 giorni hanno presidiato i cancelli della fabbrica Exo di Maserà, dormendo anche di notte, un presidio 24 ore su 24. Ieri nel tardo pomeriggio sera è arrivata la notizia della conferma dei licenziamenti. I licenziamenti dei 56 lavoratori della Exo Italia di Maserà sono stati confermati. L'incontro tra azienda, sindacati e rappresentanti del governo al Ministero dello Sviluppo Economico ha avuto esito negativo. Non solo è confermata la volontà dell'azienda, di proprietà del gruppo americano Crocs, di trasferire in Bosnia e Erzegovina la produzione che fino a maggio veniva effettuata a Maserà al ritmo continuo di 7.000 paia di zoccoli di plastica al giorno, ma è stata anche respinta la richiesta di una conversione industriale del sito avanzata dai sindacati. Bocciata anche la proposta di cassa integrazione straordinaria di un anno avanzata dal Ministero.
La notizia è immediatamente rimbalzata da Roma al presidio permanente che i lavoratori mantenevano giorno e notte nel piazzale di fronte ai cancelli dell'azienda, presidio che sarà tolto. La decisione è stata presa stamane al termine di un'assemblea durante la quale è stato riferito nel dettaglio l'esito del tavolo ministeriale. I dipendenti rientrano in fabbrica dove riprenderanno a lavorare fino a metà agosto, dopodiché si aprirà la procedura di licenziamento collettivo. Ora la trattativa si sposta ad un tavolo regionale che affronterà il tema delle liquidazioni. Restiamo a Padova, abbiamo raccontato diverse volte della rabbia dei residenti di Volta Barozzo contro la nuova linea del tram. Questa volta, per spiegare i perché del no, sono scesi in strada con una manifestazione davvero singolare. A volte un'immagine può essere più rappresentativa di tante parole. La pensano così i residenti di Volta Barozzo, che si sono costituiti in un comitato che si oppone al progetto di una nuova linea del tram nel loro quartiere e a sostegno della loro teoria hanno voluto dimostrare con una prova sul campo come sarebbe il passaggio del mezzo a rotaia in alcune piccole laterali di via Piovese. 2 pannelli del tram a grandezza naturale si muovono lungo quello che dovrebbe essere il tracciato, simulano l'incrocio tra i mezzi o le difficoltà di un residente ad uscire di casa con l'automobile, tutto per dimostrare l'impatto invasivo dell'opera progettata dalla Giunta Giordani. Ancora non era molto chiaro evidentemente che 2,20 metri di larghezza solo di un mezzo non sono pochi, come sono altri 3 metri che guardano direttamente nei giardini altrui. Essendo 8 strade, 8 traverse da fare, ci sarà la necessità per forza di cose di fare dei semafori, perché sennò non possiamo sapere quando passa il mezzo. 8 semafori, calcolando che il passaggio è di 6 minuti a tram, effettivamente uno non può avere questa prontezza di spirito e uscire velocemente. Alcuni hanno anche difficoltà, la strada è stretta, quindi non è facile fare tutto velocemente. Lungo il tracciato ci sono poi dei passaggi del percorso particolarmente stretti. C'è un passaggio verso il fondo dove non c'è un giardino da espropriare, ma c'è proprio lo spigolo di un'abitazione dove c'è una cucina, e la larghezza di quel pezzo stiamo parlando di 6,30 metri compresi i marciapiedi. Anche chi va a piedi dovrebbe cambiare le proprie abitudini. Il percorso piedibus per mandare i bambini in piena sicurezza verso scuola, ma non solo i bambini, anche gli anziani che girano con carrozzine elettriche che cercano di raggiungere il parcheggio oppure i supermercati. Tra chi a Volta Barozzo assiste all'iniziativa c'è anche il consigliere regionale Barison, ex sindaco della vicina Albignasego, dove il comune ha detto no al passaggio del tram in via Roma. Possiamo sicuramente andare verso altri mezzi, questo tram è stato pensato quasi 20 anni fa, oggi ci sono altri strumenti che vanno verso mezzi elettrici senza rotaie che sicuramente danno una risposta alla mobilità senza i problemi del tram. Torniamo alla cronaca adesso. I vigili del fuoco hanno recuperato sul cavalcavia del Tronchetto a Venezia un camion finito con le ruote giù dal ciglio della banchina e in procinto di cadere in acqua dopo un'errata manovra dell'autista. I pompieri arrivati via terra e con un'autopompa lagunare hanno prima assicurato il camion per evitare scivolamenti e poi imbragato con delle fasce la parte posteriore del mezzo, issato con l'autogru e rimesso in strada. Le operazioni di soccorso e il recupero dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 2 ore. Un'altra notizia di cronaca, questa che è davvero una notizia quasi da film. C'è anche infatti un 71enne originario di Rovigo tra le 3 persone arrestate con l'accusa di aver creato una zecca clandestina in cui si coniavano monete da 50 centesimi scoperta dai carabinieri che hanno arrestato appunto i 3 uomini nella zona industriale di Villanterio, nel Pavese. I 3 sono stati proprio sorpresi mentre stavano coniando queste monete con un sistema industriale di presse meccaniche e dei coni realizzati artigianalmente. Nell'operazione insieme ai macchinari sono state sequestrate oltre 250 monete, un campione probabilmente per testare le capacità produttiva e la qualità del prodotto. Il macchinario utilizzato a pieno regime avrebbe consentito di coniare circa 2000 monete al giorno, probabilmente destinate a commercianti collusi, operanti in varie province italiane ma anche all'estero, e che le avrebbero reimmesse in circolazione con le loro attività. Adesso una brevissima pausa pubblicitaria. Rieccoci in diretta alla prima edizione del nostro telegiornale. Andiamo in Polesine, a Rovigo adesso, per il casting del nuovo film di Pupi Avati tratto dal suo romanzo Il Signor Diavolo. Abbiamo incontrato il regista e autore.
Il grande regista bolognese Pupi Avati è a Rovigo per il casting del suo nuovo film Il Signor Diavolo, tratto dal suo omonimo romanzo. A Palazzo Ceglio, sede della provincia, si sono svolti i provini per scegliere 3 giovanissimi protagonisti. Lunghe ore di attesa e di emozioni per poter recitare diretti dal maestro di una gita scolastica che nel Delta del Po aveva già girato La casa dalle finestre che ridono e Le strelle nel fosso. Il cinema adolescenziale col quale noi abbiamo cominciato negli anni 60, remoti, alto medievali, era un cinema gotico, un cinema nero, un cinema de paura, come dicono a Roma. Ecco, la suggestione, il piacere, anche perché non lo fa più nessuno, cioè in Italia che c'è stata una tradizione di questo genere fantastica che è esportato nel mondo come western, non lo fa più nessuno, si fanno solo commedie sul presente, molto pigramente ripiegate sul presente. Allora raccontare una storia, una favola nera, veramente spaventevole, perché se non fosse spaventevole non varrebbe la pena, perché abbiamo già dei precedenti di film, lei ne ha citato uno, che sono entrati un po' nell'immaginario collettivo, insomma, quindi non possiamo abbassare l'asticella, dobbiamo rimanere abbastanza alti, e quindi questo tipo di progetto si propone di ricandidare un territorio, e qui non a caso abbiamo l'appoggio anche dei poteri locali, abbiamo l'assessore e non solo. Questo Lio Piccolo, devo dire che è un centro che già una parola Lio Piccolo, il nome mi aveva sempre sedotto e affascinato, l'ho trovato abbastanza probabile, abbastanza emarginato da quelle che sono le influenze della cultura del presente, per poter accogliere una storia dove c'è ancora il demonio, perché il diavolo adesso è stato cancellato da tutti, persino nella Bibbia non lo citano più, il Papa non parla più di inferno, nessuno parla più di inferno, noi da bambini si terrorizzava. Al fratello pluripremiato Antonio, che ha prodotto tutti i suoi film, abbiamo chiesto che vantaggi può trarre il territorio che sceglie di finanziare, come in questo caso ha fatto la Regione del Veneto, un'opera di un regista del calibro di Avati. Il cinema è un volano dell'industria locale e gli americani ci hanno insegnato con le varie film commission, con le varie, nei vari stati, c'è la film commission della città e c'è la film commission addirittura dello Stato, quindi è un modo per incentivare non solo la bellezza e le possibilità del territorio, ma per portare lavoro, perché quando un film si trasferisce con una troupe, con degli attori, con una serie infinita di esigenze che può avere un film in una regione o in una località, è chiaro che muove un sacco di attività e di conseguenza anche un sacco di denaro. Tanti ragazzi giunti a Rovigo da tutto il Veneto che sognano di entrare nel mondo del cinema e dello spettacolo. Eleonora Buratti, responsabile del casting, ne ha curato l'aspetto con pettinature anni 50, mettendoli a loro agio prima della grande prova. Abbiamo deciso di pettinarli anni 50 e quindi io ho cercato cercavo la brillantina Linetti in realtà, però purtroppo non l'ho trovata, però comunque ho trovato la brillantina mi hanno assicurato che è quella di Elvis Presley, per cui chiaramente siamo in tema perfetto, i ragazzi si sono molto divertiti, li ho ingelati tutti, li ho impomatati tutti, poi ho chiesto alle madri se volevano farla permanente e adesso cambierò lavoro, insomma. Il primo ciak è previsto nelle campagne circostanti il capoluogo il prossimo 23 luglio. Dal maestro Pupi Avati a una giovane trevigiana, Giulia Dotta, che si è laureata una settimana fa con una tesi proprio su Antenna 3. Figure professionali e flusso di lavoro nell'emittente televisiva Antenna 3 Nord-Est. Questo è il titolo della tesi di laurea in Scienze e Tecnologie Multimediali della neodottoressa Giulia Dotta, 23 anni, di Maserata sul Piave. Una settimana fa la discussione all'Università di Pordenone. La studentessa, oltre ad aver illustrato la tesi, ha anche mostrato alla commissione un video girato e montato da lei stessa all'interno della nostra redazione. Tutto il processo dalla produzione all'emissione avviene nella sede trevigiana, dove sono presenti i reparti più significativi di tutto il processo televisivo. Giulia Dotta ha iniziato a conoscere il lavoro di un'emittente televisiva durante uno stage proprio ad Antenna 3. Ho svolto quindi un tirocinio universitario ed è stata un'esperienza molto
motivante ed emozionante e unica nel suo genere. Durante quelle settimane in Giulia nasce l'idea di concentrare proprio sull'esperienza della nostra emittente la sua tesi. È stata una decisione inaspettata, appunto, date le grandi quantità di conoscenze che ho acquisito e anche la collaborazione di tutti i colleghi e appunto le persone splendide che ci sono all'interno di questa emittente. Nelle 58 pagine di tesi la studentessa ha illustrato il dietro le quinte di una redazione giornalistica. Nello sviluppo della televisione come una sua evoluzione, non come un mezzo che sta per andarsene o morendo. Dopo la laurea, ora Giulia sogna un futuro nel mondo multimediale. Inevitabile parlare con lei delle polemiche degli ultimi giorni sull'alternanza scuola-lavoro. Le opportunità che ci dà, i vari tirocini e i vari stage possono appunto permettere a noi giovani di imparare cose nuove, ma addirittura penso anche per chi già lavora, imparare freschezza e aggiornamenti su vari aspetti del lavoro. Possiamo sapere alla fine il voto dopo la discussione della tesi? Semplicemente posso riferire che tutta l'esperienza sia lavorativa che anche universitaria è assolutamente, secondo me, da 110 e lode. Complimenti davvero a Giulia. Adesso a Castelfranco per i 108 anni festeggiati ieri da Nonna Amabile, la seconda più longeva della Marca Trevigiana. Con le candeline, i fiori e poi amici e parenti. Non manca nulla nel centro Sartor di Castelfranco e non può essere altrimenti, perché il traguardo tagliato da Amabile Giacomazzi è uno di quelli speciali che vanno festeggiati. Classe 1910, Nonna Amabile ha vissuto 2 guerre mondiali, ha visto il mondo intorno a lei cambiare. È lei stessa a rivelarci il segreto della sua longevità, oltre a non aver mai assunto medicinali. Ho sempre lavorato in servizio a bambinaia. Gli occhi e il cuore di Amabile Giacomazzi racchiudono esperienze importanti che lei ha tramandato negli anni ai 6 figli, a nipoti e pronipoti, come quando da bambina accudiva i figli di una famiglia benestante. Hanno fatto fare la babysitter di bambini che avevano la stessa età, quindi lei con loro ha imparato a leggere e a scrivere. A 24 anni si sposa, poi nascono i primi 3 figli, ma arriva la seconda guerra mondiale. Per Amabile sono anni difficili quando il marito si trasferisce in Germania per lavoro, ma a causa dello scoppio del conflitto non gli è possibile rientrare in patria. C'era mio papà prigioniero in Germania e che lei è rimasta 3-4 anni da sola con 3 figli allora. Oggi intorno a Nonna Amabile i figli e gli amici della casa di riposo dove lei stessa a 100 anni ha deciso contro il parere dei familiari di trasferirsi per non essere loro di peso. Nonostante il passare del tempo rimane ancora vivo il suo carattere forte. È molto difficile arrivare così con lo spirito che ha la mamma, perché è ancora uno spirito combattivo. Alla fine il ricordo della nuora, il primo giorno in cui incontrò quella che sarebbe diventata sua suocera. È il primo giorno, ha detto di chiamarmi mamma perché sono come una fiora parea. E mamma vuoi chiamare. Sono emozionata. Auguri anche a Nonna Amabile. Siamo in chiusura, vi ricordo fra pochissimo ore 13, poi 20:10 questa sera, riflettori puntati sulla politica con Graziano Azzalin, consigliere regionale del Partito Democratico, ed Erika Baldin, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Tempo spiccatamente instabile sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio di mercoledì 11 luglio. Sul Veneto condizioni di tempo molto instabile. Sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata rovesci e temporali sparsi ma piuttosto frequenti, possibili un po' ovunque. Fenomeni in lieve attenuazione entro la nottata. Temperature minime tra 17 e 21 gradi. Valori massimi compresi invece tra 22 e 27 gradi. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Poche novità anche sulla nostra regione, il tempo sarà piuttosto perturbato con temporali frequenti, localmente anche di moderata intensità.
lieve miglioramento entro la nottata. Temperature minime tra 18 e 20 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 22 e 25 gradi circa. Del tutto simile la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Anche qui sono attese precipitazioni diffuse sin dal mattino, con fenomeni localmente anche di moderata intensità. Fenomeni in attenuazione tuttavia col passare delle ore. Temperature minime tra 15 e 18 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 25 e 29 gradi circa. Per ora è tutto. Un saluto dal meteo di Antenna 3.